Gentili amici del Grande Futsal, buon pomeriggio da Gabriele Pappolla e benvenuti al Palapanzini di Giovinazzo. Da qui seguiremo insieme la sfida tra Defender Giovinazzo e Labor Vetro Cus Molise, valida per l'8ª giornata del girone B di Serie A2 Elite. Prima di iniziare diamo uno sguardo alle formazioni partendo dagli ospiti: Oliveira, Ferrara, Di Nunzio, Di Stefano, Soto, Di Lisio, Denisco, Fetta, Palmegiani, Mantuano, Ferroni, Carta, l'allenatore mister Marco Sanginario, gli arbitri il signor Raffaele Buonocuore della sezione di Castellammare di Stabia, Giovanni Agosta della sezione di Rovigo. Al crono Mirko Girolamo Cantatore di Molfetta, risponde il Defender Giovinazzo con La Notte Piscitelli di Fonso, Amorelli Rotundo di Benedetto, Marolla Palumbo Greco, Tanche Divani di Capua a disposizione di Menini. Squadra in campo per il saluto prepartita. Giovinazzo sesto in classifica con 13 punti e reduce dalla vittoria importante sul campo del Melilli per 6-9. Giovinazzo che con quella vittoria, con quel risultato, è il miglior attacco del girone B di Serie A2 Elite. Il Molise di punti invece in classifica ne ha 5, occupa il 12° posto in classifica e nell'ultimo turno ha pareggiato per 3-3 con il Sulmona Futsal. Conduceva 3-1 all'intervallo, conduceva 3-2 fino a 15 secondi dalla fine della gara. È arrivato poi il pareggio proprio nel finale dalla parte della formazione abruzzese. Un Cus Molise che comunque è pronto a vendere cara alla pelle, un Cus Molise anche diverso rispetto a quello delle ultime giornate, perché in sede di futsal mercato è arrivato Enrico Fetta, pivot classe 99, ex tra le altre del Benevento del Sala Consilina, che ha iniziato questa stagione con l'Academy Pescara. È arrivato ed è stato ufficializzato proprio in settimana dalla formazione molisana. Andiamo vedere anche quelli che sono i quintetti. La Notte Palumbo di Benedetto, Tanche di Fonso per il Giovinazzo, c'è Oliveira tra i pali del Cus Molise, c'è Renzo Delisio, c'è Ferroni, c'è Palmegiani e c'è Soto. Questi invece i primi 5 scelti da mister Sanginario. Sul parquet. C'è Di Fonso sul pallone a centrocampo. Parte adesso Defender Giovinazzo, Labor Vetro Cus Molise, con il Giovinazzo che prova a orchestrare il primo possesso della sua gara. Troppo lungo il suggerimento di Di Fonso per Di Benedetto. Rimessa laterale di Lisio. Soto in avanti cerca subito la profondità di Franco Ferroni, che si impegna ma non può arrivare su questo pallone. 15 secondi trascorsi, primi 2 possessi buttati alle ortiche dalle due squadre. Palumbo in banda da Di Fonso, primo spunto tattico. Il Cus Molise attende nella propria metà campo il Giovinazzo, mentre c'è stato l'errore in fase di impostazione di Di Fonso. Cercato Ferroni, questa è una palla che il Cus Molise va sempre a esplorare, quella sul pivot, con Ferroni che lotta e porta a casa la rimessa laterale in zona offensiva. La batte veloce per Soto, che ha spazio per calciare e ci impiega 42 secondi per far gol il Cus Molise, con Francisco Soto che ha avuto tanto spazio per calciare. Dagli sviluppi della rimessa laterale dormita dalla difesa del Giovinazzo, e Cus Molise avanti dopo neanche un minuto con Francisco Soto, gol numero 8 in stagione del centrale classe 97, che poi indica subito ai suoi compagni di usare la testa
Parte in salita il pomeriggio del Giovinazzo, che adesso prova subito la reazione con Palumbo. Centralmente da Tanque, anticipato Di Benedetto, tiene vivo il pallone. Di Fonso si prende lo scarico di Benedetto, c'è una deviazione, c'è il calcio d'angolo. Proprio Di Fonso pronto a battere, occhio al movimento di Benedetto. Cercato invece Tanque, che non riesce con la deviazione volante, rimessa laterale Cusmolise. Con Di Lisio da sotto, devia per un attimo Tanque, poi non è preciso sotto, rimessa Giovinazzo. Si gioca subito su ritmi elevatissimi. Di Benedetto gira dietro per Palumbo. Di Fonso davanti a sé Palmegiani, si appoggia da Tanque, poi Palumbo ancora da Di Benedetto, prende il centro, scarica dietro, Tanque, Di Fonso, Palumbo, eccolo il giro palla del Giovinazzo. Palumbo in mezzo a due nel traffico, l'ultimo tocco è di un giocatore del Cusmolise, arriva sotto che spazza via la sfera, rimessa laterale a favore del Giovinazzo. Sono andati via i primi 83 secondi di questa partita e in avvantaggio la formazione ospite con il destro da fuori di Francisco Soto. Di Benedetto supera la linea del centrocampo, poi torna indietro da Alessandro Palumbo. In fuga solitaria centrale Tanque, Palumbo! La prima grande parata del pomeriggio di Vinicius Oliveira. Di Fonso la battuta del corner col mancino, scucchiaia per Tanque! Cerca la volée, palla che si alza sopra la traversa. E Oliveira rimette in gioco la sfera per Soto. Cercato in avanti Ferroni che lotta, Di Benedetto in vantaggio per un attimo solo. Poi Soto, Palmegiani non bene, Di Fonso, 1 contro 1 di Di Fonso che cade a terra sul contrasto con Soto. Non c'è fallo secondo il signor Agosta che era proprio lì. Poi il lancio lungo a cercare Marco Ferroni che non può arrivare su questo pallone. La notte subito da Di Fonso, non c'è un attimo di tregua al Palapanzini. Di Fonso, Di Benedetto centralmente con la suolata per Tanque, in mezzo a due pulisce bene questo pallone. Palumbo, Di Fonso, ancora quasi sempre raddoppiato Di Fonso. Stavolta è lui a toccare per ultimo, il possesso è ospite. Prime indicazioni delle due panchine. Soto, Vinicius Oliveira, alza la testa, va al lancio lungo, Palumbo anticipa e tocca anche per ultimo. La rimessa è a favore della formazione rosso-blu. Batte indietro per Palmegiani, da centrocampo cerca la giocata per Soto, era uscito alla perfezione questo schema del Cusmolise. Sfortunato Soto con il tocco da sottoporta, poi Tanque non trova il pallone, non c'è davvero un attimo per rifiatare, lancia lontano Palmegiani sulla pressione, rinvio dal fondo per la notte. Palumbo, Tanque anticipato da Palmegiani, si mette in proprio Palmegiani, ancora Palmegiani, tocca per ultimo Palumbo, non secondo l'arbitro. Rimessa laterale Giovinazzo, non è esattamente d'accordo il calcettista con la 13 ex tra le altre del Regalbuto. Di Fonso, la notte, ancora Di Fonso, adesso sì che va a pressare Palmegiani. Di Fonso però ha spazio per accendersi in velocità, la fuga di Di Fonso corpo a corpo con Palmegiani, l'ultimo tocco è del 10 stavolta, non è d'accordo con la decisione di Buonocuore, rimessa a Cusmolise, poi Buonocuore va a spiegare le ragioni della sua scelta al giocatore del Giovinazzo. Rimessa affidata a Renzo Di Lisio, Ferroni sempre lì pronto a ricevere questo pallone lungo. Palumbo di testa, stavolta alla meglio, Di Benedetto, bene da Di Fonso. Tanque prova a pulire questo pallone ancora, bene da Di Benedetto, al rimorchio Di Benedetto, ancora Vinicius, gran parata di Oliveira, poi Tanque, Oliveira. E siamo già a 3 grandi parate del portiere brasiliano classe 2002. Rimessa laterale mentre torna in campo Di Vanei. Avete sentito l'applauso del Palapanzini per il classe 84. Tanque, Di Benedetto, ancora da Di Vanei che non riesce a controllare il pallone.
di Lisio. Soto, solita palla in avanti, Ferroni e Divanei. Divanei lascia scorrere il pallone che torna buono per la notte. Ancora Divanei in avanti da Tanché, prova a girarsi in mezzo a due, non c'è fallo, rimessa laterale Molise. Primo cambio anche nelle fila del Cusmolise, con l'ingresso di Matteo Mantuano con la maglia numero 14. Riposa in panchina di Lisio. Cercato proprio Mantuano, Di Benedetto in vantaggio. Tanché mette giù, Tanché ancora, spalla alla porta, in banda da Di Benedetto, 1 contro 1. Di Benedetto cerca spazio, si rifugia in Di Fonso, 1 contro 1 insistito, non c'è spazio anche per lui, costretto a tornare addirittura nella sua metà campo dalla pressione feroce di Federico Palmegiani. Divanei, scucchiaia, una gran palla per Di Fonso, 1-1 Giovinazzo, ma che palla ha messo Divanei, poi bravissimo Di Fonso sotto porta, tocco sotto e 1-1 Giovinazzo dopo 4 minuti e 14 secondi. Sorride Divanei, ha fatto una cosa davvero davvero speciale. Poi tutto il talento di Di Fonso. Nel frattempo arriva il time out per il Cusmolise, 1-1 al Palapanzini. Il gol numero 9 in campionato di Di Fonso vale l'1-1 del Giovinazzo dopo il time out chiamato da mister Sanginario, che evidentemente ha voluto parlare di qualcosa che non gli è piaciuta in quel possesso difensivo, in quella transizione difensiva, con Di Fonso lasciato libero alle spalle della difesa. Chiamato subito time out Marolla, debutto nel pomeriggio per lui, tratto al posto di Di Benedetto. Di Fonso da Divanei, che ha acceso la luce al Giovinazzo col suo ingresso in campo. Di Fonso, Tanché, Di Fonso, Marolla, Divanei, Tanché, spalla alla porta, cerca un rimorchio, lo trova in Di Fonso, la palla è però imprecisa, Di Fonso la insegue e la passa a Divanei, che gli restituisce il pallone. Tanché anticipato da Palmegiani. Ferroni, avanza Ferroni, raddoppiato, perde palla, Divanei rischia un po', poi Marolla, tocca per ultimo Palmegiani, rimessa Giovinazzo. 5 minuti andati via, 1-1, partita più che piacevole al Palapanzini. Marolla da Divanei, alza la testa e va da Di Fonso. In avanti c'è Tanché, protegge ancora questo pallone. Di Fonso, Divanei, Tanché lascia scorrere il pallone per Di Fonso. Marolla non controlla, prova ad accendersi Ferroni, poi Mantuano calcia col destro, Murato, Mantuano ancora, ci riprova, stavolta non trova la porta, rinvio dal fondo per la notte, non secondo l'arbitro che ha visto una deviazione, calcio d'angolo. Non ci sono proteste, quindi evidentemente la deviazione è stata ravvisata correttamente. Mantuano batte il corner, occhio a Palmegiani che si libera dai blocchi. Viene l'imbucata centrale, la notte in qualche modo, poi Marolla in mezzo a due, la palla resta per Ferroni, buona, poi ancora Soto, batti e ribatti, l'ultimo tocco è del Cusmolise, la rimessa è Pugliese con Tanché che gira dietro per Divanei. Divanei ci riprova, stavolta non è preciso come in precedenza il suo lancio, e palla persa dal Giovinazzo. Pronto Capitan Piscitelli intanto
sul cubo del cambio. Ferroni va a terra, subisce fallo, calcio di punizione. Calcio di punizione dunque per il Cus Molise, primo fallo del primo tempo commesso dal Giovinazzo, rincorsa lunga di Soto. Vediamo se va direttamente in porta, così è, trova davanti a sé la barriera di Salvatore Di Benedetto. Rimessa laterale mentre Buonocuore richiama Piscitelli e Palmegiani. Mentre a breve dentro Antonio Di Stefano per il Cus Molise. Oliveira sale lui adesso, supera la linea del centrocampo, cerca il pallone per Mantuano. Bella l'idea, un po' meno precisa l'esecuzione. Rimessa per la notte. Piscitelli, Divanei, parte Di Benedetto, Divanei lo cerca con un'altra gran palla. Di Benedetto ci va con la testa alto sopra la traversa. Oliveira, lancio lungo, la notte anticipato da Divanei, si lotta a centrocampo, Marolla in mezzo a due, resiste Marolla, poi va a terra, non c'è fallo, non è d'accordo il popolo del Palapanzini che insorge contro il signor Agosta, che invece va a richiamare Marolla. Fuori Palmegiani intanto. Per il Cus Molise, Soto, Mantuano, in avanti cercato Ferroni, Piscitelli usa il fisico e l'esperienza, rimessa laterale per il roster allenato da Marco Sanginario. Di Stefano, dietro per Soto, finta, salta secco Marolla, poi va a terra con contatto falloso, calcio di punizione. Calcio di punizione da posizione interessante per il Cus Molise. Stavolta non batte Soto, c'è Franco Ferroni che ha preso una lunga rincorsa. Fischia l'arbitro, Ferroni in porta. Di Benedetto ancora appostato in maniera perfetta sul palo, stavolta dice di no. Sistemata bene la barriera da Alessandro Lanotte, portiere classe 2005 del Giovinazzo. Scucchiaiata per Ferroni che cerca la torsione aerea. Facile per la notte, Piscitelli adesso sì che ha alzato il baricentro della pressione il Cus Molise. Marolla fa sportellate con Soto che ha la meglio. Salta anche Piscitelli, Soto ancora da Mantuano, la finta, il mancino sull'esterno della rete da parte di Matteo Mantuano. Divanei, Marolla, Piscitelli, Divanei, Marolla, Di Benedetto, Divanei, Marolla, Divanei, torna ancora a giocare con Marolla, si scambiano il pallone i due, poi non controlla Divanei, perde palla il Giovinazzo, dentro anche Carlo Denisco, rientrato in questa finestra di futsal mercato dal Real Fabrica. Giocata centralmente la rimessa, l'anticipo di Piscitelli, poi Di Benedetto prova ad accendersi, riesce a servire Divanei, mezzo a due Divanei, perde palla e allora attacca il Cus Molise, arriva Di Benedetto, anzi Marolla, a fermare la ripartenza pugliese. Mantuano di prima non è preciso, rimessa Giovinazzo, 12:27 per chiudere il primo tempo, 1-1 al Palapanzini, fuori Marolla, dentro Palumbo, torna dentro Di Fonso, fuori Divanei. Casa Cus Molise invece da registrare l'assenza di João Signo, l'universale classe 2000, autore di 2 gol in stagione,
non disponibile, l'abbiamo visto durante il riscaldamento seguire ed incitare i propri compagni di squadra, ma non è presente nella partita, non è presente neanche indistinta. Il calcettista brasiliano Di Benedetto, Di Fonso, di prima Palumbo non riesce ad arrivare sul pallone, Mantuano sì, va da solo, Mantuano trova un gran gol che vale il 2-1 della Borvetro Cusmolise. Gran giocata di Mantuano, bravo a rubare quel pallone sul suggerimento errato, poi fa tutto con un gran destro che supera la notte. 2-1 Cusmolise dopo 8 minuti, torna avanti adesso la formazione di San Ginario. Piscitelli, Palumbo, Di Fonso, Di Benedetto in mezzo a due, Palumbo cerca Di Fonso che non può arrivare su questa idea del compagno di squadra, e rinvio per Vinicius Oliveira. In avanti prova a lottare Denisco, la palla resta lì, Soto evita il calcio d'angolo buttando un altro pallone in avanti, poi contatto Piscitelli Denisco, tutto ok secondo Buonocuore. Palumbo, Piscitelli, Di Benedetto, torna dal suo capitano Palumbo, Di Fonso, Di Benedetto, Di Fonso, Soto davanti a sé, centralmente Palumbo, controlla, cerca il pallone di ritorno, murato ancora da Di Stefano, si torna dalla notte di prima da Di Benedetto, si risistema nella propria metà campo il Cusmolise. Palumbo, Piscitelli, ancora Palumbo, poi Di Benedetto, Di Fonso converge verso il centro, cambia banda per Di Benedetto, poi ancora Di Fonso anticipato da Soto che cerca poi Mantuano, mantiene in campo il pallone, Mantuano voleva il suggerimento per Denisco, c'è una deviazione, c'è la rimessa laterale, dentro Greco, fuori Piscitelli, torna dentro Palmegiani, fuori Matteo Mantuano che ha realizzato il primo gol del suo campionato. Di Stefano lascia la battuta a Palmegiani che va forte verso il secondo palo, non era sicuramente questa l'idea del giocatore ex Benevento. Rimessa laterale già battuta dal Giovinazzo con Greco che va da Divanei. Di Fonso supera la linea del centrocampo, arriva Divanei, si va da Palumbo che si gira e calcia all'improvviso, palla sul fondo. Oliveira, Di Stefano, Soto, ancora Di Stefano, si alza la pressione del Giovinazzo, Greco col petto, non riesce però a rendere utilizzabile quel pallone da Divani, rimessa laterale per il Cusmolise, siamo nella seconda metà di questo primo tempo. Sale Oliveira, palla per Soto sulla pressione di Divanei, rimessa laterale, ancora rossoblu. Palmegiani, Oliveira chiamato ancora in causa, carica il destro che era ben indirizzato verso la testa di Di Stefano. Divanei ci mette una pezza, concede corner. Di Stefano alla battuta, occhio al movimento per liberare Palmegiani, ma ancora una volta imprecisa l'esecuzione del calcio piazzato da parte del Cusmolise. Greco, Divanei, Greco, Divanei, altra palla in avanti, anticipa tutti Soto, poi Palumbo la mette giù, prova ad andare in 1 contro 1, finta contro finta, Soto prima di tutti, poi all'indietro la giocata di Denisco per Soto, non si intendono i due, piccolo passaggio a vuoto della difesa del Cusmolise, Di Fonso non controlla, rimessa ancora a favore degli ospiti con Antonio Di Stefano alla battuta. Palla giocata sulla banda opposta, Divanei legge bene la traiettoria e controlla.
non riesce a controllare invece Greco, che concede la rimessa al Kuzmolise, applaudito comunque dai suoi compagni di squadra. Mentre a breve potrebbe debuttare con la maglia del Kuzmolise Enrico Fetta, lo vediamo lì pronto. Il lancio di Vinicius, cerca la giocata in mezzo a due. Denisco non ci riesce, rimessa Giovinazzo, 9 minuti 4 secondi da giocare in questo primo tempo, con Divani che porta palla, Scucchiai ancora, bene, Di Fonso controlla per Palumbo, palla fuori. Che occasione per il Giovinazzo, nasce tutto da questa palla giocata da parte di Divanei alle spalle della difesa. Poi resta dolorante a terra Soto, che è stato colpito in pieno da Palumbo, si è immolato il calcettista con la 8, ma stava sicuramente meglio prima di ricevere questa pallonata. Tornerà dentro Mantuano, Soto che si rialza, adesso abbandona il parquet, dentro Di Nunzio, angolo di Fonso, dietro per Palumbo col destro, deviazione e calcio d'angolo dal lato opposto. Divanei col mancino, palla sul fondo, eccolo Mantuano fuori di Stefano, giocatore è arrivato Mantuano dal Lamezia. Divanei anticipa Carlo Denisco in rimessa laterale, proprio Mantuano alla battuta, Oliveira offre uno spunto, una linea di passaggio e viene premiato. Sale il portiere brasiliano, si allunga il pallone per calciare Palumbo, non c'è il portiere, Palumbo sul fondo, occasionissima Giovinazzo per il pareggio. Se l'è vista brutta qui Vinicius Oliveira, suo destro è stato davvero poco potente, mentre il lancio di Oliveira finisce sul palo, la palla resta lì e arriva l'incredibile 3-1 di Denisco. Beffato il Giovinazzo dalla traiettoria del lancio di Oliveira, che ovviamente se fosse finito in porta non sarebbe valso il gol del 3-1, ha invece sbattuto sul palo. È tornato buono per Denisco, che ha segnato uno dei gol più semplici della sua carriera, incredibile al Palapanzini. 3-1 Kuzmolise e il time out difende Giovinazzo. Time out lampo del Giovinazzo. Dopo una trentina di secondi i biancoverdi erano già pronti sul parquet per riprendere il gioco. Se l'è preso tutto invece il minuto la formazione di San Ginario, che adesso conduce di 2 dopo il gol di Carlo Denisco sul rinvio di Oliveira, che ha sbattuto sul palo. Tanché, vediamo la reazione del Giovinazzo, affidata al suo pivot, che lascia per Di Benedetto. In mezzo a 2 Di Benedetto non riesce a controllare il pallone, poi il rimpallo è buono per lui. Di Fonso, 3 contro 1, Di Fonso salta tutti, Di Fonso per Di Benedetto. Eccola la reazione immediata del Giovinazzo, ruba palla in pressione, poi Di Fonso salta tutto il Kuzmolise, la mette al mezzo per Di Benedetto
che fa 3-2. Uscita dal time out rabbiosa del Giovinazzo e avrà sicuramente fatto piacere a Gustavo Menini. 8 minuti 6 secondi da giocare nel primo tempo, torna a -1 la formazione pugliese. Eccolo Fetta, tocca il primo pallone della sua nuova avventura. Lui che ha iniziato con l'Academy Pescara questa stagione. Oliveira, lancio lungo proprio per lui. L'uscita con i pugni di Lanotte, poi Di Fonso non riesce a imbeccare Tanker. Rimessa a Cusmolise, partita bellissima al Palapanzini. Soto batte la rimessa, Oliveira è sempre lì pronto a ricevere. Prima ha rischiato di combinarla grossa, vediamo che opzione sceglie adesso il portiere. Ancora da Soto, poi arriva il pallone fuori, perfetta col mancino, fuori di pochissimo. Di Fonso supera la linea del centrocampo, cambia banda dove c'è Salvatore Di Benedetto. Divanei, Tanché, spalla alla porta, sulla sua parallela per il movimento di Di Fonso che nel corpo a corpo con Di Nunzio esce perdente e dunque concede possesso e rimessa ai rossoblù. Oliveira, pressato da Tanché, si sbarazza del pallone, Lanotte la chiama e la fa sua. Divanei alza la testa, cerca sempre quella linea di passaggio, eccola per Tanché, raddoppiato, perde palla, arriva Soto in avanti, Di Fonso con la testa, poi contrasto tutto regolare. Divanei perde palla, Fetta, il mancino, Lanotte è spaccata, poi ancora il tentativo murato da Divanei, ci ha provato Di Nunzio, non c'è davvero un attimo di pausa. Soto, primo tempo maiuscolo dell'8 del Cusmolise. Fetta ci riprova stavolta col destro, non trova la porta, rinvio dal fondo per Alessandro Lanotte. 6:43 da giocare in questo primo tempo. Di Benedetto da Divanei, Tanché, Divanei, studia il da farsi, da Di Benedetto, lascia per Di Fonso, fermato però da Mantuano, rimessa laterale a favore del Giovinazzo. Divanei batte la rimessa, occhio al movimento di Fonso, premiato, lascia lì per Tanché. Fetta anticipa tutti, poi in mezzo a due, riesce Di Benedetto con l'anticipo, resiste Di Benedetto, Di Fonso, Di Benedetto, miracolo di Mantuano che vale un gol. Giocatona difensiva di Mantuano che anticipa tutti ed evita il 3-3. Divanei in mezzo con deviazione, 3-3. Divanei, che partita al Palapanzini. Probabilmente era un suggerimento per Tanché, ha trovato la deviazione giusta che ha beffato Vinicius Oliveira. 6 minuti da giocare nel primo tempo, tutto in parità, 3-3. Soto, cercato Fetta, lascia lì, poi prova a chiudere il triangolo con Di Nunzio. Adesso prova a entrare in partita anche il pubblico del Palapanzini. Di Fonso, 1 contro 1. Di Fonso non passa, rimessa laterale però comunque a favore del Giovinazzo. Chiama lo schema Tanché, fuori per Divanei, se la sposta sul mancino, torna ancora da Tanché che non ha spazio per calciare, ci prova comunque, ci sono delle deviazioni. Oliveira la blocca e lancia lontano. Divanei anticipa ancora Fetta, poi cercato il pivot, Di Benedetto anticipa, Mantuano controlla e calcia, palla fuori con deviazione e calcio d'angolo secondo il signor Buonocuore. Mantuano alla battuta del corner, chiama lo schema. Gioca incentralmente Di Benedetto, attento, non lascia passare il pallone. Sempre Mantuano pronto. C'è Di Nunzio che calcia verso il centro. Stavolta non c'è deviazione amica, rinvio, anzi rimessa laterale.
anzi rinvio dal fondo per la notte. Di Benedetto, Di Vanei, Di Fonso, Di Vanei, Di Fonso, supera il centrocampo, Di Benedetto chiude il triangolo per Di Fonso, sul fondo chiede una deviazione, non sono d'accordo gli arbitri, rinvio dal fondo. Oliveira lascia lì, Soto, Fetta prova a proteggere il pallone, lo fa bene, poi è impreciso il passaggio per Di Nunzio, è ripartito Tanque, Tanque va da solo, Tanque calcia all'improvviso, Oliveira attento a non farsi sorprendere perché sembrava che Tanque avesse perso quel pallone, poi il lancio è buono per Fetta che non controlla, la notte sì, Di Benedetto si va a 1000 all'ora. Allora Di Benedetto prova a predicare calma per Di Vanei, verticalizza velocemente da Tanque, resiste alla prima carica, punta stavolta alla porta, si sposta il pallone e calcia, Oliveira in spaccata gli dice di no, torna dentro Palmegiani, fuori Di Nunzio, a breve dentro anche Palumbo invece per il Giovinazzo, mentre Di Benedetto batte la rimessa giocandola all'indietro da Di Vanei, controllo con la suola, occhio a movimento di Di Fonso, cercato di testa Di Fonso, palla sul fondo, fuori Fetta, dentro Ferroni, cambia il pivot Sanginario, buono comunque l'impatto di Fetta su questa gara, ricordiamolo, arrivato in settimana dopo l'esperienza all'Academy Pescara, con cui è iniziato questa stagione. Mantuano gioca dietro dal proprio portiere, pressato da Di Fonso, deve velocizzare le tempistiche di uscita, palla persa per il Cusmolise, mentre anche Marolla torna in campo per il Giovinazzo con 4 minuti e poco più da giocare, con Di Vanei che gestisce l'ennesimo pallone di un gran primo tempo. Di Fonso punta Palmegiani, finta contro finta, cambia banda, va a terra Palmegiani, non c'è fallo, Di Vanei scucchiaia per il tentativo di Marolla che ha un controllo complicato, rinvio dal fondo per Vinicius Oliveira. Soto in avanti, Ferroni protegge in mezzo a due, per un attimo soltanto resiste perché poi Di Vanei gli soffia il pallone, Tanque fermato da Palmegiani, Soto, Ferroni prova a trovare lo spazio giusto per calciare, Di Vanei ci mette il piede destro, rimessa laterale, Palmegiani batte la rimessa, chiama lo schema Mantuano dalla banda opposta, Soto, eccolo Mantuano, gioca per Palmegiani, passa il pallone in avanti, Di Fonso devia, rimessa laterale, riecco di Lisio intanto, Soto, Di Lisio, Ferroni cerca la giocata aerea, non riesce, Di Fonso, Tanque la mette giù con eleganza, poi gran palla per Marolla, bravo Vinicius Oliveira a capire tutto, Soto salta secco Di Benedetto, poi la palla è dentro, la gran parata di Lanotte, Di Vanei, Di Fonso, ripartenza Giovinazzo, arriva come un treno Tanque, Di Fonso non ha lo spazio giusto per cercarlo, Di Vanei allora, Di Fonso ancora, non passa, rimessa laterale a favore del Cusmolise, esulta Di Lisio mentre resta a terra Tanque. Fuori Soto, dentro Antonio Di Stefano, si rialza intanto Tanque che va in panchina, un po' di riposo dentro Palumbo, ultimi 3 del primo tempo, 3 come gol segnati da entrambe le squadre finora. Rimessa laterale per il Labor Petro Cusmolise.
Oliveira alza la testa, cerca la palla in profondità per Di Lisio, che non può arrivarci però. Allora la notte subito da Divanei. Marolla, Divanei, è partito Di Fonso, cercato, ci mette la testa di Stefano, Palmegiani prova a mantenerla in campo, ci riesce secondo l'arbitro. Poi Ferroni in banda opposta, dove c'è Di Lisio che calcia, Palumbo controlla, Di Stefano perde un brutto pallone, Palumbo subito da Di Fonso, Di Fonso cade a terra, non c'è fallo secondo l'arbitro, si gioca Di Stefano. Banda opposta per Ferroni, finta contro finta in mezzo a tre, Ferroni resiste, vuole lo spazio per calciare, fa anche un tunnel a Marolla, poi il tentativo è di Palmegiani, la palla resta lì, ma è uscita secondo l'arbitro, rimessa laterale, richiamo alla panchina del Giovinazzo da parte del signor Bonocuore. Davvero scoppiettante questo primo tempo. Battuta incaricata a Di Stefano, mentre c'è un giallo per un componente dello staff tecnico della panchina del difender Giovinazzo. Batte veloce il Cusmolise, ma il signor Bonocuore era impegnato in altre faccende e dunque ferma il gioco con un chiaro gesto. Dire: che fate? Se non ci sono io non si può andare avanti, come è giusto che sia. Rimessa laterale Cusmolise, con Palmegiani che si incarica della battuta per il mancino potente di Renzo Di Lisio. La tiene in due tempi la notte. Di Fonso, sguardo al cronometro e nuova scorribanda in banda. Divanei, Di Benedetto, da Di Fonso all'1 contro 1, prova a saltare Di Stefano che tocca il pallone quel tanto che basta per metterlo in corner. Batte Di Fonso dietro per Palumbo che non dà forza al pallone, si dispera infatti perché era tutto solo. Di Benedetto, ultimi due del primo tempo. Divanei, Di Fonso, 1 contro 1, l'ennesimo del suo primo tempo. Cambia banda per Salvatore Di Benedetto, si accentra, prova a farla passare, facile per Oliveira che lancia lontano Ferroni. Divanei buca l'intervento, Ferroni col colpo sotto, fuori di pochissimo, aveva cercato la gran giocata Franco Ferroni. Di Fonso, Palumbo chiede palla, la riceve adesso, gira per Divanei, finta contromovimento di Benedetto, Divanei lo cerca e Di Benedetto non ci arriva per un millimetro. Di Lisio, Palmegiani butta il pallone in avanti, Ferroni prova a correre, resiste Ferroni, cade a terra, non c'è fallo neanche da questo lato secondo l'arbitro. Adesso è la panchina del Cusmolise a protestare, ma c'è un 4 contro 3 per il Giovinazzo, con Palumbo che sceglie di calciare dalla lunga distanza, non ne è d'accordo il suo allenatore. Dall'altra parte Palmegiani, finta contro finta e palla sull'esterno della rete. In ogni occasione può succedere di tutto da una parte o dall'altra. E adesso c'è un richiamo per la panchina del Cusmolise, rea di essersi disperata troppo probabilmente per l'errore di Palmegiani. Si infervora il Palapanzini che chiede un provvedimento disciplinare che non arriva. Ultimo minuto appena iniziato, sempre 3-3, ma davvero in ogni azione c'è un'occasione da gol da una parte e dall'altra. Divanei, Di Fonso, Divanei, Di Fonso ancora, converge verso il centro del campo, scarica su Divanei che alza questo pallone, difficile per Di Fonso arrivarci, poi si beccano un po' Di Fonso e Di Stefano. Nel frattempo Oliveira ha già calciato, la notte con l'uscita di testa al limite dell'area di rigore. Adesso Agosta ferma il gioco, vuole vederci chiaro nella diatriba tra Di Stefano e Di Fonso che si stringono la mano, anche se non in maniera del tutto convincente, però si gioca. Palmegiani lascia lì per il tentativo da parte di Di Lisio che cade a terra, resiste in qualche modo, la palla resta buona e guadagna comunque un calcio d'angolo, che è il massimo che poteva fare da una situazione così complicata il calcettista con la 9, classe 94 del Cusmolise. C'è Di Stefano che batte il corner, 28 secondi da giocare, occhio al movimento di Palmegiani che detta la linea del passaggio, cercata palla intercettata per un attimo. Oliveira supera il centrocampo, Oliveira pallone sotto i piedi, poi Palmegiani la gioca di prima a memoria per il tentativo di Di Stefano, rivedibile il suo mancino,
accolto dai fischi del Palapanzini. 17 secondi da giocare, vediamo se il Giovinazzo imbastisce l'ultimo possesso del primo tempo o se lascia scorrere il cronometro. Divanei sembra volersi accontentare, ma probabilmente dice di no. Stop. Finisce in anticipo di 14 secondi il primo tempo, giocato a ritmi davvero molto elevati. 3-3 tra Giovinazzo e Cusmolise. A risentirci per il secondo tempo di questa sfida.
squadre nuovamente in campo al Palapanzini. 3-3 il risultato dopo i primi 20 minuti effettivi tra Defender Giovinazzo e Labor Vetro Cus Molise. Primo tempo frizzante quello a cui abbiamo assistito, con continui capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra, occasioni da una parte e dall'altra. Adesso tutto pronto per l'inizio di questa ripresa, con Denisco sul punto di battuta. Gioca all'indietro per Soto, è ricominciata Giovinazzo Cusmolise. Palmegiani, Mantuano, palla giocata in avanti di Fonso, anticipa tutti. Pallone che torna da Oliveira. Denisco la mette giù. Soto avanza, salta Di Fonso, non Divanei, riparte Di Fonso, 3 contro 1 del Giovinazzo. Divanei la lascia per Di Fonso, poi arriva la grande copertura di Mantuano in calcio d'angolo. Divanei, scucchiaia, Tanche anticipato da Palmegiani, rimessa laterale Di Benedetto. Divanei cerca ancora Tanche, la mette giù, si gira, cambia banda da Salvatore Di Benedetto. Di Fonso, Di Benedetto, la palla ancora buona per Di Fonso, poi un contatto, chiedono il fallo di mano che non c'è secondo l'arbitro. La rimessa è del Cusmolise secondo l'arbitro, poi cambia idea, chiede scusa, rimessa Giovinazzo, ma le proteste sono per quel tocco presunto con la mano. Di Fonso dietro Di Benedetto, murato da Denisco. Di Fonso, Divanei, Di Benedetto ancora dall'84 che alza il pallone. Tanche, l'anticipo di Mantuano, poi Denisco prende un po' di vantaggio, viene murato però il tentativo di passaggio, è rimessa Cusmolise con Mantuano che si incaricherà della battuta. Soto, Palmegiani in avanti, troppo in avanti, non può arrivarci Mantuano, rinvio dal fondo la notte. Di Fonso supera la linea del centrocampo, centralmente c'è Di Benedetto, poi ancora Di Fonso. Tanche protegge questo pallone dalla pressione di Soto. Divanei, Di Benedetto ancora dall'84, intercetta Palmegiani. Attenzione al movimento di Denisco. Palmegiani resta in possesso palla sulla pressione di Di Benedetto, poi Soto, finta di corpo, salta il primo avversario, torna indietro da Palmegiani che ha spazio per calciare, ci prova, trova una deviazione e trova anche il calcio d'angolo. E pronto Mantuano, scucchiaia per Soto, al volo, la notte la tiene lì, poi il tentativo di Denisco che va a terra in area di rigore, non c'è il fallo di la notte. Proteste di Carlo Denisco, Buonocuore gli stringe la mano, si risolve tutto così. Resta la gran parata di La Notte sul destro al volo di Soto, che infatti si dispera, che si era coordinato bene. Di Fonso gestisce questo pallone, sono andati via i primi 2 minuti della ripresa. Divanei sulla pressione feroce di Mantuano, scarica da Di Benedetto, prova a mettersi in proprio, raddoppiato, cade, non c'è fallo, arriva Soto prima di tutti. Grande lettura di Fonso, 2 contro 1, Di Fonso da Tanche, Di Fonso cade giù, calcio di punizione, occhio al colore del cartellino che è rosso per Mantuano. Cartellino rosso per Mantuano. Adesso c'è da capire se il contatto è avvenuto dentro o fuori dall'area di rigore. Ma tutto nasce dal recupero di Di Fonso che va a servire Tanche sul pallone di ritorno. Il contatto Mantuano-Di Fonso.
Adesso c'è un conciliabolo per vedere se è punizione o calcio di rigore. Mantuano prova a far valere le sue ragioni col signor Giovanni Agosta. Calcio di rigore. Anche Soto va a protestare. Soto contro Oliveira. Scusate, Tanque contro Oliveira. Soto è lì che guarda. Continuano le proteste della panchina ospite. Tanque guarda il pallone. Oliveira si muove sulla linea di porta. Buonocuore fa rispettare la distanza a Denisco. Ma non si può ancora procedere con la battuta. Adesso Buonocuore va a parlare con il signor Cantatore. Tutto pronto. Tanque contro Oliveira. Possibile sliding door della gara. Tanque col mancino. Buca Oliveira e manda avanti il Giovinazzo per la prima volta in questo pomeriggio. Il gol di Lucas Tanque. 4-3 Giovinazzo. Aveva anche intuito il lato Oliveira, ma era davvero forte il tiro di Tanque, imparabile. 4-3 Giovinazzo. Adesso viene ristabilita la parità numerica. Per la prima volta nel pomeriggio il Cusmolise deve inseguire. Tentativo da parte di Dilisio, all'improvviso deve volare la notte, a dire di no sarà comunque calcio d'angolo. Ed è proprio il 9 ad incaricarsi della battuta. Imbuca centralmente, la notte attende lì quel pallone e poi mette in movimento Bernardo Di Fonso. Di Vanei, Di Benedetto. Di Fonso. Tanque non passa su Palmegiani. Palmegiani ancora, prova a saltare Di Fonso. Arriva Di Benedetto, mette palla fuori. Pronto Palmegiani alla battuta di questo calcio d'angolo. Giocata fuori per il destro di Soto, ci ha battato, la notte non perfetto, la palla resta lì sul fondo, incredibile. Ci ha provato ancora Denisco, fuori di pochissimo, poi chiedeva una deviazione non ravvisata. Rischiato il Giovinazzo su questo calcio d'angolo, sul tentativo di tapin di Carlo Denisco. Palumbo, non si arrende il Cusmolise, che ha reagito al gol di Tanque, producendo almeno un paio di buone occasioni nel giro di 40 secondi. Di Benedetto, sportellate con Dilisio che ha la meglio, resiste Dilisio, poi allarga da Palmegiani che trova la deviazione di Tanque e la rimessa laterale conseguente. Oliveira, è partito Dilisio, Oliveira avanza, supera la linea del centrocampo, torna indietro da Palmegiani e poi riguadagna i pali. Soto, davanti a sé Di Vanei. Soto cambia banda per il tentativo murato da parte di Dilisio. Sarà ancora calcio d'angolo per il Cusmolise. Palmegiani batte il corner. Imbuca centralmente, la palla che passa, la notte se la ritrova lì. Di Benedetto. Dato via il quarto minuto di questa ripresa. E avanti adesso il Giovinazzo. Di Benedetto. Di Vanei. Di Benedetto ancora. Tanque poi.
Si va a vedere Palumbo, cercato ma non trovato. Di Vanei, alza la pressione di Lisio. Di Benedetto. Di Vanei con l'esterno, gran palla per Tanche che la mette giù. Di Benedetto ancora. Di Vanei in avanti con deviazione, scivola Denisco che non la può più prendere. Rimessa laterale per il Cusmolise. Sembrava netta la deviazione del giocatore rossoblu, non è d'accordo il signor Buonocuore. Palla già in gioco. Di Vanei lascia scorrere, la notte riparte con rinvio dal fondo, fuori Salvatore Di Benedetto, dentro Marolla. Avanza palla al piede di Vanei, cerca Tanche anticipato, poi Palumbo avanza, calcia, non trova la porta. Pronto a tornare dentro Ferroni. Invece per quanto riguarda mister Sanginario, Soto centralmente di Lisio, Denisco, Soto ancora, esce bene dalla pressione il Cusmolise. Denisco, Palmegiani, Soto ancora in banda. Denisco spalla alla porta, lascia scorrere bene per Soto che carica il mancino alto sopra la traversa, fuori Tanche dentro Di Fonso. Piscitelli, Palumbo ha un po' di spazio davanti a sé, alza la testa, attende il movimento di Di Fonso e poi va da Piscitelli, scucchiaia in avanti, contrasto duro tra Soto e Palumbo, calcio di punizione Giovinazzo. Si rialza l'ex Junior Domitia. Calcio di punizione, allora tornano dentro Tanche di Vanei. Batte Tanche. Di Fonso, Tanche ancora, Murato, poi rischia la ripartenza il Giovinazzo. Palmegiani prova effettivamente a farla partire, Tanche torna con grande cattiveria agonistica su quel pallone, poi la notte, bene, con freddezza da Piscitelli che mette palla in rimessa laterale sulla pressione di Denisco. Soto prova ad andare via Tanche, ma si trascina il pallone oltre la linea bianca e quindi fuori dal campo. Rimessa laterale Giovinazzo, 6 minuti andati via in questa ripresa, più 1 per la formazione bianco-verde oggi in tenuta giallo-blu. Di Fonso in possesso. Palumbo cerca Di Fonso, anticipa tutti i Palmegiani di testa di Lisio, poi Soto salta Palumbo, salta anche Di Fonso, si deve liberare del pallone, ha perso anche lo scarpino. Palmegiani in avanti, Denisco prova a tenerla dopo un controllo complicato e ci riesce, si prende gli applausi della sua panchina. Ancora da Federico Palmegiani, è partito Denisco, Palmegiani suola all'indietro per Soto, pressato da Marolla, cercato ora Denisco nello spazio, non può però arrivarci il numero 11 che adesso torna in panca, cambia il pivot dentro Franco Ferroni. 4 gol in stagione per il pivot classe 2002 ex Super Equum e Carovigno, mentre ci sono dei piccoli problemini per Di Fonso. Che si rialza. Piscitelli, Marolla. Di Fonso, Piscitelli, Di Fonso, ecco la rapidità di Di Fonso che poi però non passa su Ferroni. Palumbo ruba palla, Di Fonso va giù, non c'è fallo, ancora il tentativo verso il secondo palo da parte di Lisio dopo la deviazione La Notte che lancia lontano per Di Fonso che cerca il grande aggancio, per poco non gli riesce,
stanno nuovamente alzando i ritmi. Anche se adesso l'indicazione della panchina del Giovinazzo è quella di abbassare un po' la linea di pressione. Palumbo ruba un buon pallone, poi però non riesce ad evitare la rimessa. E dunque Soto alla battuta deve rettificare il punto corretto di questa rimessa. Gli dà adesso l'ok Buonocuore che fischia, lascia lì per Dilisio che cerca l'imbucata. Aveva perso l'attimo giusto il Cusmolise, si resta però lì in quella mattonella di parquet. Sempre Soto a sistemare il pallone. Divanei è pronto a tornare dentro, Palumbo intercetta, poi contrasto con Soto, non c'è fallo, Palumbo allarga le braccia, Soto si rialza, Dilisio in avanti, Difonso per un attimo, Ferroni la protegge, Ferroni ancora, arriva il raddoppio di Palumbo, vincente perché guadagna anche la rimessa laterale, nonostante Ferroni non sia d'accordo con la scelta di Buonocuore. Ecco Divanei fuori, Difonso. È partito Marolla, Divanei lo cerca in maniera stavolta imprecisa, poi si dispera l'esperto calcettista con la 84, torna dentro Davide Di Nunzio invece per quanto riguarda la formazione molisana. Eccolo Di Nunzio sulla pressione di Palumbo, scarica da Palmegiani, finta di Palmegiani, si trascina il pallone fuori, non secondo l'arbitro. Poi non si intendono Palmegiani e Di Nunzio. Palmegiani che non è felicissimo e va in panchina. Torna dentro Fetta all'esordio, lo ricordiamo, con la maglia rosso-blu, ha avuto un buon impatto nel primo tempo, ha creato anche una buona occasione da gol col mancino. Qui pronto a dare il suo contributo anche in questa ripresa, mentre Palumbo ci prova col destro, palla sul fondo, Oliveira lancia lontano. Ferroni non controlla, Divanei lascia scorrere e la notte rimetterà in gioco il pallone quando sono andati via 8 minuti e 36 secondi in questo secondo tempo. Col Giovinazzo che conduce per 4-3. Decisivo nell'avvio di ripresa il gol di Tanche su calcio di rigore di Nunzio, inseguito da Palumbo, resiste Di Nunzio, cerca il secondo palo, ma non c'era però nessuno. Adesso sembra esserci un po' di nervosismo in campo tra i giocatori del Cusmolise, mentre qui cercato di Benedetto che non si riesce però a coordinare per calciare al volo. Sulla solida gran palla di Divanei nello spazio, torna dentro Di Stefano, riposo per Soto. Di Stefano cerca proprio Fetta, la controlla bene, la mette giù col petto, gran giocata qui del 12. Fetta col mancino, fuori di pochissimo. Poi chiede a gran voce una deviazione non ravvisata dal signor Buonocuore. Divanei, Di Benedetto ancora da Divanei, si fa vedere Marolla, servito, torna indietro Di Benedetto, palla complicata, Divanei non può arrivarci. Fetta allora cambia banda dove c'è Capitan Di Stefano. Di Nunzio alza la testa, Ferroni prova a partire, si allaccia, poi Fetta ancora, ci riprova, bravo la notte sul suo palo a dirgli di no. Calcio d'angolo a favore del Cusmolise. Sul pallone il solito Antonio Di Stefano, occhio al mancino di Fetta, c'è Ferroni che fa movimento al limite dell'area di rigore, cercato proprio Ferroni che ci abbatte il tiro, era una buona occasione perché era tutto solo il 17. Rimessa laterale per Di Stefano. Fetta calcia dalla distanza, Marolla intercetta, poi Tanche sulla pressione di Ferroni, deve sbarazzarsi del pallone, lo fa mettendola in rimessa laterale, chiama a gran voce lo schema X di Nunzio. Vediamo in cosa consiste con la palla giocata all'indietro per Fetta che salta Di Benedetto, calcia col destro, trova un'altra deviazione, rimessa laterale. Adesso un momento di massima spinta per il Cusmolise quando siamo entrati intanto nell'ultimo quarto di questa gara.
e con il Kuzmalise che deve rimettere in gioco la sfera, che arriva però adesso sul parquet. Enrico Fetta davanti a sé, Ciattanche prova a mettersi in proprio, sbaglia e perde palla. Marolla da Divanei, non passa ma guadagna comunque rimessa. Divanei, contrasto, Tanche Fetta, rimessa dal fondo, mentre fuori Ferroni rientra Federico Palmegiani. Alza la pressione il Giovinazzo, Palmegiani prova a giocarla sul pivot, non ci arriva però Fetta, allora la notte rimette la sfera in gioco. 9 minuti e 13 secondi da giocare. Marolla, momento davvero delicato della sfida. Marolla, Tanche contro Di Stefano, lottano i due. Tanche alla meglio, gioca bene all'indietro per Di Benedetto, poi Divanei. Di Benedetto prova a far uscire un po' dalla propria metà campo con questo giro palla il Giovinazzo e il Kuzmalise. Divanei, palla un po' pigra che Di Stefano legge bene. Perfetta, solo contro due. Allora Fetta attende Di Stefano che arriva adesso, poi Fetta. C'è però un calcio di rigore, credo. Fallo di Marolla su Di Stefano e calcio di rigore per il Kuzmalise. Non abbiamo seguito perché ovviamente guardavamo il pallone. Probabilmente sì, dopo che ha calciato verso il centro Di Stefano c'è stato l'intervento in scivolata di Marolla. Poi Di Stefano è franato contro i cartelloni che sono al di là del campo da gioco. Calcio di rigore per il Kuzmalise, questo resta. Era stato bravo Fetta a servire Di Stefano, l'aveva messa al centro, la notte aveva parato. Poi al momento del tap-in c'è stato il fischio, il calcio di rigore che batterà Carlo Denisco contro la notte. Altra possibile svolta nella gara. Deve però sistemare il pallone sul dischetto Denisco. Parte Denisco col destro. La parata, anzi no, il gol di Denisco. L'aveva intuita, l'aveva toccata la notte, la palla però gli è passata tra le gambe. 4-4 il Kuzmalise pareggia ancora i conti. 8:35 da giocare, ha pareggiato Carlo Denisco. Tutto da rifare per il Giovinazzo che era andato in vantaggio su calcio di rigore e ha subito il gol del pareggio sempre su calcio di rigore. E anche in questo caso il portiere aveva intuito la traiettoria del pallone ma non è riuscita a respingerla. Adesso si lotta, la palla che però è uscita, rimessa laterale Giovinazzo. L'impressione che questi ultimi 8:17 saranno da vivere tutti d'un fiato. Di Ivanei da Difonso. Si trascina il pallone oltre la linea bianca, rimessa laterale Kuzmalise. Squadre anche comprensibilmente stanche. Una partita giocata davvero a tutta. Oliveira, sale lui, attenzione al movimento di Di Stefano. Oliveira cerca invece Fetta che deve mantenerla in campo senza però successo. Rimessa laterale Giovinazzo. Divanei scambia con Tanche. Divanei avanza lui. Difonso. Di Benedetto, attenzione a Divanei, tutto solo in banda opposta. Tanche si dispera perché l'aveva visto e l'aveva cercato di servire, non è riuscito però ad arrivare a destinazione del suo pallone. Oliveira spara lontano, Di Benedetto ci mette la testa, torna buono per Tanche. Divanei avanza, Divanei, Difonso prova a suolarla all'indietro, capisce tutto Fetta che salta Di Benedetto che lo mette giù, calcio di punizione, cartellino giallo per Salvatore Di Benedetto che era diffidato e salterà dunque la sfida di sabato prossimo contro il Sulmona. Calcio di punizione a favore del Kuzmalise, secondo fallo
di questo secondo tempo. Pronto Fetta a battere la punizione. La notte sistema Di Benedetto in barriera. Fetta va verso la porta. Di Benedetto ancora una volta nel posto giusto, ribatte. Ferroni alla battuta della rimessa. Si va da Vinicius Oliveira, che supera il centrocampo, torna poi da Ferroni, avanza, finta, Ferroni salta Tanche, calcia fuori di pochissimo. Che giocata di Ferroni. Time out Giovinazzo. Tornano in campo Giovinazzo e Cusmolise. 7-11 da giocare, 4-4 il parziale. Dopo il time out chiamato dalla panchina biancoverde, Di Fonso sulla sua parallela cerca Di Benedetto, anticipato bene però dall'intervento di Lisio, che poi si mette in proprio, calcia col mancino senza trovare la porta. Di Fonso, Divanei, Tanche a terra, il giocatore rosso-blu, si tratta di Nunzio, calcio di punizione. C'è però da asciugare il Palapanzini e le sue tavole. Rimette in gioco il pallone Soto, o almeno vorrebbe, ma non c'è nessun compagno libero. Lo trova adesso in Ferroni, che si gira, prova a calciare con la deviazione, la notte non trattiene e poi si accontenta di Lisio della rimessa laterale. Giocata per Soto, deviato proprio da Di Lisio. Anzi, giallo per Divanei per protesta e calcio d'angolo. L'ultimo tocco è stato forse di un giocatore del Giovinazzo, anzi sicuramente di un giocatore del Giovinazzo, ma Soto era riuscito a calciare in estrema libertà. Calcio d'angolo per il Cusmolise. Giallo a Divanei e calcio d'angolo per il rossoblu. Giocato male all'indietro per Ferroni, che poi si arrabbia con il suo compagno di squadra. Calcio d'angolo buttato via dal Cusmolise, possesso Giovinazzo, 6,5 da giocare. Di Fonso con un pallone difficile che Di Benedetto non controlla. Allora Di Lisio, occhio perché c'è solo Soto, ha cercato la palla, in qualche modo gli arriva Tanche a mettere tutti d'accordo quasi, concedendo calcio d'angolo.
per come si era messa, è un affarone, perché erano in 2 contro la notte. Angolo affidato a Di Nunzio, giocato per Ferroni che prova a calciare sul primo palo, palla fuori. Di Benedetto, Di Fonso, Di Benedetto ancora, supera il centrocampo, male però, Ferroni gli ruba palla, solo contro il portiere, il tocco sotto di Ferroni, Di Benedetto miracoloso sulla linea, poi non c'è fallo, anzi sì su Divanei, calcio di punizione, Soto si dispera per questo fischio. Di Benedetto ha fatto una giocata che vale un gol, salvando sulla linea il tentativo di Ferroni col colpo sotto, poi giallo a Soto per aver allontanato il pallone dopo il fischio ai suoi danni per il contatto con Divanei. Fallo numero 2 del secondo tempo del Cusmolise, che al momento è ben lontano dall'aver esaurito il bonus. Soto si dispera, ma dopo il gol del 4-4 il Cusmolise ha avuto 2 grandissime occasioni per andare in vantaggio. Di Fonso, Divanei, il Giovinazzo sembra un po' aver accusato invece il calcio di rigore realizzato da Carlo Denisco. Oliveira al lancio lungo, cerca proprio Ferroni, corpo a corpo con Divanei, tocca Ferroni, rinvio dal fondo la notte che lascia lì per Divanei. Di Fonso, fermato da Soto, rimessa laterale. Prossimo turno il Cusmolise ospiterà la Polisportiva Futura, mentre come detto il Giovinazzo attende il Sulmona Futsal qui al Palapanzini. Divanei cerca Tanche, l'anticipo ai suoi danni, Palumbo poi sbilanciato da Ferroni, non c'è fallo e la palla è in favore della squadra allenata da mister Marco Sanginario, che detta il passaggio a Vinicius Oliveira. Lancio lungo di Oliveira per Ferroni, la notte con un pugno in calcio d'angolo. Li ha sofferte un po' queste palle lunghe il Giovinazzo quest'oggi. Angolo battuto per Ferroni che lascia lì Soto col mancino, deviazione incredibile e torna avanti il Cusmolise. Il tentativo di Soto deviato da Dilisio, sbatte sul tallone di Lanotte e termina in rete. 5-4 Cusmolise, anche sfortunato in questo frangente il roster rosso-blu. 5-4 Cusmolise, mentre Di Benedetto sta vestendo la maglia verde del portiere di movimento ed entra adesso al posto di Lanotte. 5 minuti 16 secondi da giocare, è tornato in vantaggio il Cusmolise e adesso Di Benedetto power play. Tanche, Divanei, Di Fonso, Tanche la gira, Palumbo cerca la rovesciata, addirittura murata però. Tanche a spazio, va da Palumbo, l'uscita di Oliveira in calcio d'angolo, batte dietro Di Fonso. In arrivo un time out per Sanginario per sistemare la difesa su questo quinto di movimento. Qui non messa benissimo la retroguardia rossoblu. Vediamo se trova il giusto pertugio il Giovinazzo. Di Fonso, Divanei, Di Fonso. Avanza lui, torna poi da Tanche, Palumbo si va a vedere, si torna da Di Fonso, ancora dal pivot con la 51. Di Fonso, Divanei, Di Fonso, Divanei, Di Benedetto, Divanei prova a rubare un tempo di gioco, non ci riesce. Di Fonso, movimento di Benedetto sul palo opposto, Di Fonso scruta il compagno, poi torna da Divanei, ancora Di Fonso, ancora Divanei, lungo giro palla del Giovinazzo in attesa del momento giusto per colpire. Palumbo, ultimi 4 minuti di gara. Di Fonso, Tanche con spazio, la gran parata di Vinicius Oliveira e poi il pareggio siglato da Divanei. 5-5 Divanei. Time out, Cusmolise ha pareggiato Divanei. Era stato bravo Oliveira, poi sulla ribattuta
Un gran gol di Divanei sotto la traversa, 5-5. Facciamo un piccolo recap, 3 minuti e 52 da giocare, il parziale adesso è di nuovo in parità, è di nuovo di 5-5 perché prima del time out è stato Divanei a realizzare la rete del pareggio. Dopo il time out torna dentro Palmegiani, ma soprattutto dopo il time out vediamo Di Benedetto ancora con la maglia verde, ovviamente in panchina perché deve difendere il Giovinazzo in questo possesso, ma l'obiettivo di Menini è quello di vincere questa partita e dunque di sfruttare il power play quando è in possesso. Fuori Piscitelli, dentro Di Fonso, fuori La Notte, dentro Salvatore. Di Benedetto la vuole vincere il Giovinazzo. Di Fonso, vediamo se è cambiato qualcosa durante il time out nella difesa del Cusmolise, che qui è molto più feroce, molto più cattiva, molto più presente e porta a casa la palla, mentre Di Benedetto va a cambiarsi con Alessandro La Notte. Palmegiani, adesso si gioca a 4 contro 4 più i portieri. Ferroni, gran giocata, Ferroni resiste, calcia Murato. Gran partita anche di Franco Ferroni, calcetista classe 2002, 4 gol in stagione. Partita davvero positiva, ma tutto il Cusmolise ha giocato una grande partita al Palapanzini. Oliveira alza la testa e va al lancio lungo che attraversa tutta l'area di rigore, termina sul fondo. Fuori Piscitelli, dentro Di Fonso, solito cambio in fase di possesso del Giovinazzo, ma adesso il Cusmolise va a pressare, quindi non consente il cambio veloce del portiere. Si allacciano Tanche e Soto, non c'è fallo, protesta il Palapanzini, ma si gioca almeno per questi ultimi 3 minuti effettivi. Palmegiani da Soto, finta e giocatona di Soto in banda. Soto poi cambia banda, un po' arretrato il pallone per Ferroni che sbaglia. Di Fonso 2 contro 1, rimasto a terra, Soto gioca. Palmegiani a terra, Oliveira decisivo su Palumbo. Ci sono state un paio di situazioni da rivedere, il contrasto su Ferroni e il contrasto su Di Fonso. Adesso protestano tutti, sia quelli del Cusmolise per il non fallo su Ferroni, sia quelli del Giovinazzo per il non fallo su Di Fonso. Un fallo retroattivo viene dato in realtà alla formazione rossoblù. Possesso, un po' di confusione, c'è stata la parata di Oliveira e dunque dovrebbe essere del Cusmolise, ma non è d'accordo Buonocuore. Allora prosegue il conciliabolo. Addirittura Agosta va a chiedere a Vinicius se abbia toccato il pallone. Vinicius credo abbia detto di sì, si riparte col calcio d'angolo. Dovremmo aver interpretato in questo modo i fatti accaduti negli ultimi 50 secondi. Si resta dunque col corner, occhio al movimento di Divanei verso il centro. Murato, tornato dentro Di Benedetto. Davvero difficile sta dietro a tutto quello che sta accadendo in questa partita. Divanei, Salvatore Di Benedetto, alza la pressione il Cusmolise che adesso si risistema per difendere il power play. Attenzione perché si dimenticano di Di Fonso. Arriva Vinicius, Oliveira a salvare, poi Soto la tocca con la spalla. Soto resiste, Soto contro Palumbo, alla meglio Palumbo che cambia banda, rimane lì il pallone dietro per Tanche che mette calma e torna da Divanei. Nel frattempo sale anche Di Benedetto, continuano le proteste intanto del Palapanzini. Di Fonso, Palumbo, Divanei, si sposta il pallone, trova Palumbo, poi Di Fonso, largo Tanche che converge verso il centro e calcia. Vinicius, Oliveira para, poi prova a calciare, non c'è il portiere, la palla però
tocca il soffitto del Palapansini. Si ripartirà con una rimessa laterale a favore del Giovinazzo quando siamo entrati negli ultimi 2 minuti di gara. Divanei, solita pressione alta di Fetta. Divanei con grande calma va da Difonso. Divanei, Palumbo centralmente, largo da Difonso, servito ancora Divanei, se la sposta sul mancino, poi sul destro, poi dietro da Difonso che pensa al tiro ma cambia idea. Tanche, Difonso, ultimi 90 secondi. Tanche, Palumbo la mette giù, Palumbo con spazio, calcia, smanaccia Oliveira, calcio d'angolo. Oliveira arrabbiatissimo con i suoi compagni di squadra. Di Benedetto batte il corner dietro. Divanei, sempre centralmente Tanche, gira per Palumbo, Palumbo da Tanche, Tanche! 6-5 ha segnato Tanche e di nuovo avanti il Giovinazzo con 1:17 da giocare. Si batte la mano sul petto Tanche e urla tutta la sua gioia per il gol del 6-5. La contromossa di San Ginario e di Lisio con la maglia del portiere di movimento. Partita infinita al Palapansini. Power play Cusmolise, 1:16 da giocare. Li sentite i fischi del Palapansini a scongiurare questa manovra offensiva del Cusmolise. Soto non si intende però con Di Lisio, brutta palla persa. Difonso, occhio perché non c'è il portiere. Difonso, Soto salva il Cusmolise, concede ancora una chance ai suoi, poi è arrabbiatissimo con Di Lisio mentre fa festa il pubblico del Palapansini. Palumbo rischia lo scadere dei 4 secondi. Divanei dalla Notte, inseguito da Palmegiani. La Notte si deve sbarazzare del pallone, lo fa in rimessa laterale, torna dentro Di Lisio che nel frattempo aveva svestito la maglia del portiere, l'ha rimessa al volo. Anzi adesso è Di Stefano con la maglia del portiere di movimento. Ha cambiato il power play San Ginario. Siamo però nell'ultimo minuto, tra i fischi del pubblico di casa, con Soto che chiama lo schema col power play. Fetta Soto, Palmegiani, 41 sul cronometro da giocare ancora. Palmegiani non guadagna campo. Soto calcia, murato da Palumbo. Ferroni la mette giù. La pressione di Difonso per Tanche, non c'è il portiere, si avventa Difonso, si avventa prima di tutti Palmegiani che la batte lontano questa palla. Possesso Giovinazzo, 27 secondi da giocare. È una bolgia il Palapansini. Divanei, La Notte, 23 secondi da giocare. La Notte con i piedi in avanti, la chiama Vinicius Oliveira, cade giù Fetta che guadagna un calcio di punizione preziosissimo perché di fatto concede al Cusmolise l'ultimo possesso della gara. 17.8 sul cronometro. Calcio di punizione per il Cusmolise che può organizzare l'ultimo assalto. 16 secondi. Soto, Di Stefano, Soto da Palmegiani. 10 secondi. Soto deve velocizzare il Cusmolise in attesa del varco giusto, non lo trova Di Stefano. Si gioca 6 secondi. Soto non passa. Difonso per chiuderla sul fondo. 2 secondi. E allora probabilmente Oliveira butterà lontano il pallone. Ferroni gli ha già fatto segno di sì. 2 secondi. Oliveira con il lancio della disperazione. C'è un fischio però, perché il signor Buonocuore vuole evitare qualsiasi spinta, qualsiasi contasto nell'area di rigore del Giovinazzo. Tutto da rifare, 2 secondi da giocare. Si beccano un po' Soto e Tanche. Oliveira butterà lontano questa palla e spererà nella deviazione vincente. Eccolo il lancio di Oliveira. Palumbo svetta prima di tutti, suona la sirena, scorrono i titoli di coda su un meraviglioso Giovinazzo Cusmolise con il difender Giovinazzo che vince per 6-5
decisivo, il gol nel finale di Tanca, ma è stata una partita dalle 1000 emozioni. Da Gabriele Papolla è tutto, a risentirci per le grandi emozioni del futsal.